Entrano in campo l'Atletico Vicentino, la Marca Futsal Montebelluna, protagoniste della seconda semifinale Final Four Under 15 regionale, nella prima sfida la vittoria per 4-1 delle Mestre Fenice. In attesa del fischio che arriva in questo momento, dunque si parte. Tra i pali Chris Rigo rilancia lungo verso Torresan, che calcia, facile preda di Rigo che fa ripartire il contropiede sulla destra con la corsa di Giacomo Cesco, che viene però fermato da Michelon. Cesco esce bene comunque dal raddoppio, la possibilità di calciare il gol del vantaggio di Sebastiano De Faveri, il capitano della formazione della Marca Futsal Montebelluna. Un tiro tranquillo, comodo, che non viene trattenuto da Antonio, lo vediamo nel replay. Il pallone, lì ancora l'intervento di Torresan, Luca fermato però da capitano De Faveri, che vola sul fondo e trova il raddoppio. Ancora la tocca d'Antoni, ma De Faveri è implacabile. 4 minuti, Marca Futsal avanti 2-0 con De Faveri, che aveva segnato 7 gol nel girone l'Inter. Rivediamo nell'Atletico Vicentino con il suo capitano Baccarin, deviazione, tanto pallone che resta ancora lì, bravo qui, non trattiene il pallone in campo, può tornare fuori De Faveri per la Marca, il gol, azione da manuale, si inserisce Lorenzo Carlesso sul secondo palo e trova anche il 3-0 sull'assist del De Pretto, appena entrato in campo. Rigo, rilancio lungo, il tocco, che lì fa buona guardia però Torresan, recupera ancora l'Atletico Vicentino, il tiro e la deviazione, poi il tocco di Rigo, esce bene un contropiede della Marca con Olivotto che apre a destra per Cesco va a calciare da Antoni dietro verso Michelon, che gira a destra per Capitan Baccarin, palla per in mezzo con ancora apertura provata, il contropiede con Torresan, la puntata dritto per dritto e c'è il poker firmato da Mattia Torresan. 4-0 Marca quando scocca il 18° minuto. È notte fonda in casa Atletico Vicentino, una Marca. Vedremo se il mister andrà a cambiare il portiere, intanto recupera ancora il pallone la Marca con il solito Torresan che scarica Telimi. Una Marca che ha chiuso a 4 punti di distacco, intanto recupera palla De Faveri, tiro, gol di De Faveri che firma in contropiede la tripletta personale e porta i suoi su un tranquillo 5-0. Montebelluna che ha, attenzione al tiro intanto di Facchini, recupera l'Atletico Vicentino. Facchini però si riprende il pallone, ancora il capitano Baccarin, il 5 bianco-azzurro con 3 gol pesantissimi. Palla intanto, la risposta di Mestre Fenice che in apertura ha vinto, attenzione alla ripartenza di Olivotto. Palla però ripresa ancora dell'Atletico Vicentino, un po' di confusione, vediamo cosa saprà fare la formazione di Diego Resner che la riapre con il sigillo di Thomas Ataldo, che si prende il pallone, 1 minuto e 45, 1-5 ancora, molto distante la Marca Futsal, ma un gol ha dato la possibilità loro di ripartire per l'Atletico Vicentino con il tiro, la risposta, il gol di Capitan Baccarin, l'ha soltanto toccata Chris Rigo. 3 minuti e l'aria aperta, sembra di vedere quello che è successo nel primo tempo, ma si sono un po' invertite le energie. Verde dell'Atletico Vicentino, Taldo proprio per Luca, bravo, davvero importante, nonostante l'altezza non giochi via, non riesce ad andare via però Torresan, il contropiede Carlesso per Torresan, ancora Carlesso che mette in mezzo un pallone per il gol di Mattia Torresan. Mi stavo imbalbettando, non trovavo il nome, riporta sul +4 il 3, ottimo il fischio. E poi sarà la rincorsa di Olivotto che va a calciare e a spiazzare Tisato e a suggellare la fin qui ottima prestazione con il gol dal dischetto che vale il 7-2 pro Marca. Masi
però evita l'intervento del numero 2 Carlesso, bravo Tomasi ad andare via veloce, e poi ancora in età, giovanissimo, recupera intanto ancora il pallone con la testa. Bacca Montebelluna che ci prova ancora fino alla fine con il poker servito di Sebastiano De Faveri, che firma il poker personale di questa sfida al 25esimo, appena rientrato in campo, e arriva anche il fischio finale dopo 5 minuti di recupero. La marca Futsal Montebelluna con gli applausi del Belmonte Arena.